Allora, lo Ozempic è la semaglutide, è un farmaco che serve a curare appunto il diabete, è uno stimolatore, diciamo, delle cellule del pancreas e quindi in qualche modo lui riesce a regolare proprio l'assorbimento del glucosio. Il secondo effetto che ha importante è quello di lavorare a livello centrale e ridurre il senso di fame. Quindi fa le due cose: da una parte abbassa la glicemia, dall'altra parte impedisce alla gente di abbuffarsi, e voi sapete che il diabete è associato molto spesso al sovrappeso e all'obesità. Quindi un farmaco molto buono, di ultima generazione, che ha poche controindicazioni, che quindi è molto utilizzato da noi diabetologi. Il problema è che in questo periodo lo Ozempic viene utilizzato anche per la pubblicità che è stata fatta da alcuni, diciamo, attori americani, e viene utilizzato così senza un controllo medico da molte persone. E cosa è successo quindi? Che l'industria farmaceutica che lo produce non è riuscita a produrne a sufficienza per i bisogni delle malattie vere, cioè del diabete, per cui in Italia c'è l'indicazione. Non si può acquistare in farmacia, non si può acquistare nemmeno con una ricetta, e quindi probabilmente viene acquistato all'estero tramite internet o altre vie, immagino. Ha delle controindicazioni ovviamente, per esempio se uno ha un problema pancreatico, un tumore che magari non sa di avere del pancreas, oppure una pancreatite cronica, questo farmaco è assolutamente controindicato, per cui bisognerebbe che chi lo usa facesse almeno un controllo medico per evitare di avere problematiche più serie. Ecco, ci sono comunque delle altre buone pratiche per perdere peso? Assolutamente sì, noi nella nostra azienda sanitaria abbiamo dei percorsi concordati anche con altre unità operative, per esempio con la chirurgia bariatrica di Montebelluna, oppure con la medicina dello sport di Treviso, del Dipartimento di Prevenzione. Noi abbiamo un protocollo che prevede ovviamente prima delle diete di prova, per vedere se una persona è in grado di rispettare delle regole di base, perché in realtà le diete, è bene dirlo, non esistono pensieri. Se uno non ha una consapevolezza del problema, dei suoi difetti, non riuscirà mai a perdere peso. Una volta che ha fatto un percorso dietetico classico, può fare le terapie chetogeniche, le diete cosiddette chetogeniche, che sono diete a bassissima introduzione di glucosio, oppure la terapia farmacologica associata a un'attività fisica importante, eventualmente strutturata, che facciamo con la medicina dello sport. E poi, se proprio abbiamo di fronte un paziente grande obeso, può fare mettiamo il pallone intragastrico, oppure gli interventi bariatrici classici di sleeving o di bypass. Ecco, in un mondo in cui i social amplificano tutti i comportamenti, siete preoccupati da questo genere appunto di comportamento dei giovani? Siamo preoccupati perché vediamo che i social influenzano spesso dando informazioni sbagliate, e quindi ci troviamo qualche volta dei pazienti con malattie serie come il diabete tipo 1 che ascoltano alcune persone che non hanno proprio la competenza per dare la giusta terapia, e questo ci preoccupa. D'altra parte parliamo di malattia cronica, quindi un malato deve accettare di avere questa malattia e fare i cambiamenti in base a quello che effettivamente ha bisogno. Non è facile avere una malattia cronica, soprattutto se si è giovani, quindi parlo di diabete tipo 1 giovanile, è sempre difficile da gestirlo. Nell'anziano, sapete, dopo i 70 anni prendono una media di 7-10 pastiglie, quindi parliamo di altro, però anche lì bisogna convincere la persona, per esempio al movimento, a ridurre il cibo, i dolci, il pane e così via, cosa che non è sempre facile perché l'abbondanza della nostra società ci impedisce qualche volta di rispettare le regole. Si sente di fare un appello ai giovani perché non utilizzino più questo farmaco? Non esiste nessun farmaco che fa solo bene. Tutti i farmaci fanno bene e fanno anche male. Usare un farmaco senza un controllo medico è sempre pericoloso.